Una brutta Acragas si fa imporre lo 0-0 da un'Orlandina ben messa in campo, un pareggio che ha lasciato tanta amarezza tra il pubblico presente, soprattutto per l'involuzione tattica rispetto alla prestazione di Cammarata, e al 90° qualche fischio e tanti mugugni hanno accompagnato il rientro negli spogliatoi dei locali. C'è un dato che preoccupa l'ambiente sportivo acracantino: l'astinenza da 3 punti. Dopo 4 partite ufficiali, di cui 2 di Coppa, l'Acragas è ancora senza vittoria e tale ritardo rischia di diventare un tabù. Che dire della gara dell'Esteneto? Contro i messinesi alla squadra è mancato il temperamento, la dinamicità nel gioco, non è stata aggressiva sui portatori di palla avversari e soprattutto è sembrata priva di idee, faticando molto nella costruzione del gioco. Per fortuna dei biancazzurri l'Orlandina ha fallito 2 nitide palle gol, altrimenti il commento poteva avere un taglio ben diverso. La cronaca è povera di annotazioni, le due formazioni si affrontano tatticamente allo stesso modo con un 4-4-2 con i locali che presentano la novità Castellini in mezzo al campo per via delle forzate assenze di Sciac e Ferrara. Una sola punta, Bellavia, con Vinciguerra e Parisi a supporto sulle costie esterne. L'Orlandina si schiera senza Dall'Orda e Casella. Per una buona mezz'ora il gioco latita e la prima vera parata dell'incontro è quella di Indelicato, che si oppone ad un tiro di Carrello. L'Acragas si fa vedere dalle parti di Inferrera su palle inattive. Alla mezz'ora punizione di Bellavia con deviazione di testa di Annello sopra la traversa. Qualche minuto più tardi ci prova Vinciguerra. Ed infine Bellavia, prima in riposo, ad impegnare l'estremo difensore messinese. Tutto qui il primo tempo con un'Acragas a trazione posteriore ben imbrigliata dall'Orlandina. Nella ripresa tra i biancazzurri c'è stato più movimento e nonostante i campi operati alla bianca il deciso mutamento di passo non si è avvertito. Sono stati i messinesi a sciupare di più graziando gli agrigentini. Il giovane Truglio impegna Indelicato che si rifugia in angolo. L'Acragas ribatte con un traversone di Vinciguerra per la corrente Bellavia che si presenta in ritardo all'appuntamento con la sfera. Ancora Vinciguerra tenta la conclusione, ma la palla va di poco alta. Poi il centrocampista consegna a Spina un pallone che meriterebbe ben altra sorte, ma è bravo Inferrera a mettere in angolo. E sul finire l'occasione d'oro capita agli ospiti che sciupano con Mantegna. Negli spogliatoi i tecnici accettano il pari, ma la divisione della posta non viene gradita dal pubblico che, dopo l'esordio con il Camarat, si aspettava una prestazione convincente per consolidare qualche timida ambizione.